Buongiorno carissime amiche, carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, poi vi ricordo anche il numero per mandarci gli SMS, il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56. Quest'oggi in collegamento telefonico con noi, ringrazio sin da subito, abbiamo il dottor Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia. Buongiorno dottor Cattaneo. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Grazie mille a lei per aver accettato il nostro invito. Le chiedo, è la sua prima volta qui in Radio Padania? No, non è la prima volta, già altre volte sono stato ospite, diciamo che forse dall'ultima volta è passato un po' di tempo, ecco, è passato... però non è una novità. Ecco, allora, dottor Cattaneo, ci racconti un po' per le prossime elezioni europee, che ormai sono alle porte, sono domenica prossima, qual è il vostro programma di Forza Italia? Quali sono i punti principali del vostro programma? Sì, noi di Forza Italia su queste elezioni europee, come è noto, diciamo, rispetto alle politiche che abbiamo fatto un anno fa, questo spiego, come dire, per dare un'indicazione di metodo, ma che poi diventa anche sostanza politica, ognuno fa una corsa, ognuno per sé, differentemente dal concetto di coalizione Sì. con cui siamo andati alle elezioni politiche e anche con cui in tantissimi comuni, migliaia di comuni al voto in questi giorni, non da ultimo Pavia, la mia città, dove corriamo in coalizione con tutto il centrodestra unito. E quindi il primo tema politico è che ognuno correndo per sé con un sistema proporzionale puro, non c'è il tema di coalizione, di alleanze, ma c'è un tema di far emergere le proprie peculiarità, le proprie caratteristiche più importanti. Forza Italia si candida per essere una forza che vuole riformare l'Europa, vuole cambiarla, vuole battersi da dentro in una prospettiva che continua a essere l'Europa. Noi rispetto ai temi del sovranismo crediamo che sicuramente è stato giusto porre l'accento su tematiche di sicurezza, su un freno, uno stop all'immigrazione, su tutti questi aspetti. Io sono parlamentare, ho votato a favore dei decreti che sono passati in Parlamento. Sì. Cosa diversa rispetto a un'ipotesi di sovranismo inteso come anche autarchia economica, non so come dire, come chiudersi nel proprio confine. Ecco, noi di Forza Italia crediamo che i valori dell'economia liberale siano assolutamente non solo attuali ma anche necessari. Questo governo giallo-verde, soprattutto sulle tematiche di infrastrutture e di economia, sta andando in direzione opposta. Noi crediamo che le nostre idee liberali siano utili ora in Europa ma subito anche in Italia. Ecco, per quanto riguarda proprio questo governo, lei come giudica l'operato di questo governo, ad esempio per quanto riguarda il settore della giustizia? Ieri il ministro Salvini ha proposto di rivedere l'abuso d'ufficio proprio per sbloccare il paese, perché dice il ministro Salvini proprio questa mattina sulla Stampa, la verità è che ci sono 8.000 sindaci preoccupati da ogni singolo atto che devono firmare. Lei che ne pensa di queste dichiarazioni del ministro, del reato di abuso d'ufficio e anche delle dichiarazioni di Di Maio che dice non è da abolire, nel caso è da rivedere? Ecco, prego. Ma guardi, io ho fatto il sindaco 5 anni a Pavia e come tutti i sindaci che fanno qualcosa ho avuto un avviso di garanzia per abuso d'ufficio. Ecco. Noi scherzando tra sindaci ci dicevamo che se uno lavora almeno un avviso di garanzia per abuso d'ufficio lo deve avere nel curriculum. Ecco. Poi era una vicenda estremamente tecnica, ero accusato in quanto responsabile legale del comune di avere sforato un limite di dirigenti a tempo determinato rispetto a tempo indeterminato, giusto per capirci, cioè parliamo di aspetti estremamente tecnici che credo valga la pena immaginare magari di derubricare a reati amministrativi tutt'al più, no? Cioè se uno se non c'è dolo a quel punto diventa un tema di carattere amministrativo e non di rilevanza penale. Viceversa, se ci fosse dolo, se la cosa è fatta scientemente, allora è un altro discorso. Però diciamo che se guardiamo la statistica degli abusi d'ufficio, di quanti sindaci e amministratori locali sono stati indagati e poi le cose sono finite nel nulla, direi che il 99% dei casi finisce sempre
finisce sempre così. Quindi si tratta non di una depenalizzazione, ma di attuare una revisione all'insegna del buon senso. Mi spiace poter riscontrare che un governo di centrodestra avrebbe probabilmente facilità nell'affrontarlo sul Parlamento nazionale. Ovviamente i 5 Stelle, cresciuti a pane e manette, che fanno del giustizialismo il loro principale, per non dire unico, tema di identità, ho paura che non ci sentiranno molto, anzi faranno apposta ad esasperare il tema per autoproclamarsi ancora una volta i paladini della legalità, poi tutto da vedere. Ecco, proprio per quanto riguarda anche il settore economia, le piace il reddito di cittadinanza e anche il provvedimento quota 100? E qual è la sua ricetta proprio per rilanciare l'economia? Sia il ministro Salvini che il presidente Berlusconi hanno parlato di flat tax, no? Lei che ne pensa? Beh, flat tax era nel nostro programma di centrodestra, quindi io ci credo come, però purtroppo poi siamo andati in direzione totalmente diversa. Il reddito di cittadinanza, mi spiace dirlo, ma è veramente da un lato la mortificazione dell'Italia che lavora, perché dare un reddito slegato dall'attività lavorativa è quanto mai un messaggio brutto, devastante per chi lavora, è una contraddizione in termini. Poi io penso ai tanti giovani, quando uno finisce di laurearsi, di diplomarsi, penso ai ragazzi che stimo e che ammiro. Non credo che vogliano rimanere seduti sul divano a casa per 3 anni aspettando che un ufficio di collocamento statale li chiami per iniziare a prendere possesso del posto di lavoro. Mi sembra veramente una visione lontanissima dall'idea d'Italia che abbiamo in mente, mi sembra più vicina a quell'idea di posto fisso che Cozzalone ci ha raccontato in qualche film, ma che suscita un riso amaro. E poi mi spiace dirlo, ma mi sembra anche autorevole il contesto della radio in cui lo dico, il reddito di cittadinanza è anche il più grande travaso di risorse nei numeri dal nord che produce al sud che porta avanti una certa idea assistenzialista. Sì. La gallina dalle uova d'oro, insomma, mi sembra che questa volta Di Maio è riuscita a farla covare e a prendere tante uova. Detto questo, sul quota 100, l'altra domanda, credo che fosse giusto rivedere alcuni errori della Fornero. Anche qua però, se guardi i numeri, io sono in commissione finanze, oggi ne hanno giovato soprattutto dipendenti statali, anche qua ho visto i numeri nel meridione. Forse qualcosa va un po' corretto, perché quando uno pensa che sia giusto andare in pensione anche a un'età di 60 anni, con magari 40 anni di lavoro, pensa a una persona che ha fatto un lavoro usurante. Ora forse l'impiego pubblico non lo ritengo un lavoro usurante, altri lavori sì, rimane sempre il tema che tante partite IVA, tanti liberi professionisti questa opzione se la possono dimenticare, perché è molto più penalizzante da questo punto di vista il lavoro privato. Quindi insomma su quota 100 vedo comunque delle imperfezioni molto marcate, che anche qua rimandano a una visione di paese lontana dall'idea di centrodestra che è stata portata avanti per tanti anni. Ecco, dopo le elezioni europee, no? E oggi c'era anche un'intervista di Giorgia Meloni che dice noi e Matteo siamo la maggioranza, non vorremmo andare con Forza Italia. Secondo lei questo governo dura dopo le elezioni europee? Ma non so cosa intenda la Meloni quando dice siamo maggioranza, perché i sondaggi non è un mistero, da una Lega attorno al 30 non mi risulta Fratelli d'Italia sia attorno al 20, e quindi non credo che sia una maggioranza di niente. Anzi, Fratelli d'Italia combatte attorno al 4-5%. Io continuo a credere nel centro-destra, non come un'entità dello spirito, ma come un'entità di governo la migliore che ho visto all'azione, la vedo quotidianamente stando in Lombardia, la apprezzo in tanti comuni, e quindi io continuo a scommettere e a credere che quello sia ancora l'alchimia, la composizione migliore, dove nella diversità alla fine si compone una coalizione che rema nella direzione giusta. Giorgia Meloni attacca Forza Italia con un po' di speculazione in questo periodo, vuol dire che è un po' in difficoltà
sul consenso, vorrebbe un po' più alto, ma insomma ci sta, siamo a poche ore dal silenzio elettorale, vale tutto diciamo in questo momento. Poi guardi, vale anche che ci sia stato un mese di stracci che volano tra 5 Stelle e Lega. Io sto a Roma, ha il sapore un po' del teatrino della politica questa roba qua, perché alla fine io sono tra quelli convinti che il governo andrà avanti. Il vero nodo al pettine sarà a novembre con la manovra finanziaria, e scongiurare l'aumento dell'IVA che metterebbe in ginocchio e aumenterebbe i costi nelle tasche degli italiani diventa la priorità, e se non si riesce a fare quello allora sì, il governo potrebbe andare a casa. Ecco, quali sono i suoi impegni per questa ultima giornata di campagna elettorale oggi? Io diciamo sono stato eletto nel collegio uninominale di Pavia, e quindi sono uno di quelli che marca il territorio, lo marca da vicino. Quindi oggi abbiamo ancora tantissimi eventi, anzi ieri sera abbiamo fatto a Pavia città, dove vogliamo vincere, come candidato della Lega Fabrizio Fracassi, che è stato anche il mio assessore nei 5 anni in cui abbiamo governato, credo bene insieme, e quindi stiamo aiutando Fabrizio Fracassi a diventare sindaco, e ieri abbiamo chiuso la campagna elettorale come Forza Italia. Oggi a Castello di Pavia, lo dico così, se qualche amico della provincia di Pavia non solo vuole intervenire, è il benvenuto. Saremo al Castello di Pavia per una chiusura di coalizione con musica dal vivo per ragazzi, per giovani, una serata che si attende molto bella nella cornice del Castello Visconteo di Pavia. Però non c'è solo Pavia, noi andiamo nella mia provincia, io sono commissario provinciale di Forza Italia, al voto in 140 comuni, e quindi, come anche la Lega diciamo insegna sempre, bisogna essere ovunque, diciamo c'è una comunità che chiede riscontro, che chiede aiuto, quindi sono a Stradella, che è il secondo comune più importante che va al voto, e poi curo anche i comuni diciamo più piccoli, ma ognuno è importante, quindi oggi farò anche Belgioioso, Torre d'Arese, L'Ardirago, Copiano e Casteggio. Come vede il menù della giornata è ricco. Il menù è ricco. Allora, dottor Cattaneo, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie, molto gentili, buon lavoro a voi. Un tempo di dicere buona Padania a tutti, intanto lo dico ancora io, agli amici. Va bene, come vuole. Allora, ci risentiamo poi prossimamente se vuole. Con molto piacere, con molto piacere. Arrivederci e buona giornata. Arrivederci. Allora, grazie mille ad Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia. Allora, adesso andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Vediamo un po' che novità ci sono. Vi ricordo che tra pochissimo alle 11 c'è il consueto appuntamento del venerdì con l'agricoltura, con Lorenzo Viviani, Commissione Agricoltura, membro della Commissione Agricoltura, deputato della Lega. Abbiamo anticipato da oggi per i prossimi venerdì questo appuntamento dedicato all'agricoltura alle 11 ogni venerdì. Allora, vediamo cosa succede. In Siria è stata attaccata una troupe di Sky News UK. Vediamo che cosa è successo. Una troupe giornalistica dell'emittente britannica Sky News, presente nel nord-ovest della Siria, afferma di essere stato obiettivo di un raid aereo governativo siriano mentre tentava di documentare quel che accade sul fronte di guerra nella regione di Idlib. La giornalista di Sky News Alex Crawford ha firmato un servizio televisivo diffuso nelle ultime ore in cui mostra se stessa e i suoi colleghi mentre sono raggiunti da non meglio identificati ordigni sparati dal cielo, forse da un drone. Orban dice bene Salvini, l'alleanza possibile, non voglio che i popolari europei leghino destino alla sinistra. Salvini in Italia fa un buon lavoro e per questo non bisogna escludere un'alleanza dopo le elezioni. Lo ha detto Viktor Orban in un'intervista a Bild in edicola oggi. Il premier ungherese dice di fare di tutto perché il PPE vinca, ma dopo si aprirà un dibattito doloroso. Non voglio che il PPE leghi il suo destino con la sinistra, ha dichiarato il leader di Fidesz, la formazione populista di destra ungherese. Le proposte della sinistra sui migranti e sull'Europa sociale non sono in linea con i popolari, ha proseguito
Orban. Allora, adesso ascoltiamo da gruppo Lega Camera, vediamo un po', ecco qui, l'intervento di Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze, e poi noi ci risentiamo alle 11 puntuali con la trasmissione Agricoltura. Non si sente, Roberto, non vedo che non riesce a sentirsi il video. A rimettersi in piedi, o le viene in mente il regno dei furbi di cui parla De Bortoli? No, non viene in mente per nulla il regno dei furbi. 1.700.000 persone sono persone che hanno dichiarato le imposte ma non sono riuscite a pagarle. Quindi non hanno niente a che fare con i furbi. A me viene in mente, guardando il servizio, quei 500 imprenditori, di cui 120 del ricco nord-est, che si sono suicidati perché non sono riusciti a pagare le imposte. Quindi ho veramente attenzione per queste persone, perché quel 1.700.000 persone sono state rimesse a vita nuova economica. Quindi bisogna avere il massimo del rispetto per queste persone, e probabilmente in quel 1.700.000, grazie alla rottamazione ter, in 5 anni c'è qualcuno a cui il governo ha salvato la vita. Allora, arrivo dall'onorevole Gusmeroli, però metterei un po' di numeri, no, sul tavolo. Alessio, di quanti soldi stiamo parlando? Li accennava fiscale? prima il direttore De Bortoli, la differenza tra imposte e contributi teorici e quelli che poi sono stati effettivamente versati. Abbiamo preso i dati della relazione sull'economia non osservata ed evasione fiscale e contributiva del MEF, 108 miliardi 977 milioni di euro, di cui 97 miliardi relativi ai tributi. Andando a vedere nel dettaglio l'imposta più evasa, siamo stati anche maglia nera per l'Unione Europea, è l'IVA con 35 miliardi abbondanti, seguita da IRPEF imprese e lavoro autonomo 33 miliardi, e poi IRAP 6 miliardi e IRES quasi 8 miliardi. Insomma, sono numeri che fanno una certa impressione, onorevole Gusmeroli. Ora viene da chiedersi quali armi avete messo in campo? Ma allora, intanto vorrei dire, in risposta al dottor De Bortoli, che la disclosure noi non l'abbiamo fatta, cioè lo scudo fiscale delle imposte dall'estero l'ha fatto il governo Renzi, e quindi diciamo che lì si parlava veramente... È stato fatto anche da governi in cui c'era la adesso Lega, io non l'ho interrotta. Quindi l'ha fatta il governo Renzi, e lì veramente si parla di furbetti, perché gente che porta all'estero il denaro illegalmente e lo fa rientrare, lì era evasione. Quindi la pace fiscale non ha nulla a che fare né con condoni né con disclosure, primo aspetto. Poi spesso noi tendiamo a dire l'Italia, l'Italia, l'Italia. Noi come Commissione Finanze abbiamo incontrato la Commissione Finanze olandese, l'anno scorso hanno fatto un condono. Recentemente la Francia ha deliberato un condono. Questo è il primo aspetto. Ma poi chiediamoci perché c'è quell'evasione di cui giustamente parlavate voi. L'evasione c'è, oltre che ovviamente è giusto continuare a aumentare i controlli e cercare di far sì che questa evasione rientri anche con i controlli. Perché c'è l'evasione? Ma l'evasione c'è in primo luogo per due motivazioni. Una su cui il governo ha da subito messo il focus. La prima motivazione è l'estrema complessità delle norme fiscali, la burocrazia fiscale. Burocrazia. Quindi la semplificazione è il primo modo per ridurre l'evasione. Se le imposte si pagano facilmente, la gente evade di meno. Nel decreto crescita... Secondo elemento? No, volevo chiudere l'elemento della semplificazione. Nel decreto crescita è confluito completamente il progetto di legge 1074 sulle semplificazioni, 27 articoli che semplificano una parte della burocrazia. E quindi staremo a vedere se quello aiuterà. Secondo punto, però deve dire in un telegramma, però, perché così andiamo avanti nel ragionamento. Il fatto che le aliquote fiscali sono elevatissime. Cioè quindi paghiamo troppe tasse. No, negli anni tutti i governi hanno aumentato progressivamente le imposte per bisogno di bilancio. Il risultato qual è stato? Che si crea l'alibi all'evasione, cioè la gente evade
perché le tasse sono alte. Sì, diciamo, le poi ci sono sempre alte. quei 4 noti che le pagano e ai quali arriva un messaggio che loro sono cittadini di serie B. Le tasse sono alte perché la gente evade ed è un circolo vizioso. Allora che cosa bisogna fare? La flat tax. Bisogna corretto? Ridurre brutalmente le imposte. E quindi fare la flat tax. E se noi guardiamo... Se lo dico io non le piace, Gusmeroli. No, ma mi piace, sì. assolutamente. Io sono assolutamente d'accordo sulla flat tax e sulla riduzione delle imposte. Perché? Perché c'è stata attuata. Il ministro dell'Interno dice: grazie alla flat tax sono nate 200.000 nuove partite IVA. Alessio, siccome noi siamo abituati a controllare, cosa abbiamo trovato? Che effettivamente nel primo trimestre del 2019 ci sono state 196.060 nuove partite IVA, più 8% rispetto al periodo precedente, ma c'è un però. Ops. Quelle relative, le partite IVA individuali che beneficiano del regime di tassa piatta introdotto da questo governo sono state meno di 19.000, 18.500, un incremento c'è stato sì, ma è stato del 14%, un dato che trova conferma nel report del MEF. Allo stesso tempo si registra un calo delle nuove partite IVA per quanto riguarda la società di persone, meno 17%. E quindi questo che cosa vuol dire? Perché nel frattempo alcuni giornali, uno su tutti, Repubblica, ha detto che è stato un gran flop. No. Ora ci aiuti a capire, è stato un flop oppure è stato un grande successo, no. 200.000 nuove partite IVA? È un grande successo, perché? Perché allora, in primo luogo, chi apre la partita IVA per la prima volta non paga neanche il 15%, paga il 5% per 5 anni. E quindi una buona parte di quelle partite IVA nuove è gente che era nel sommerso e che dice: tra rischiare e pagare il 5%, pago il 5%. Ed è il motivo per cui bisogna ridurre le imposte. Perché? Perché se si riducono le imposte, la gente a quel punto paga e quindi dal sommerso emerge. E se emerge, con l'emersione si finanzia la flat tax per tutti. Ecco perché è importante ridurre le imposte. Il tema vero del futuro è la riduzione del carico fiscale delle imposte. Più noi riduciamo le imposte, più il gettito cresce. Sembra un assurdo, ma in realtà è così. Dove non si fa il nero generalmente, insomma io mi auguro che questa maggioranza, che ripeto nella legge di bilancio ha fatto 10 condoni sostanzialmente, insomma mi auguro che abbia... Facciamo allora, concludere? No, guardi, per carità, io mi scuso di averla interrotta prima, se mi lascia finire, ecco, io penso che invece se li contate credo che i condoni ci siano. Dopodiché auguri, io spero ardentemente che abbiate ragione. Spera De Bortoli, ovviamente speriamo tutti noi. Io ricordo a me stessa che in campagna elettorale si era detto flat tax perché così si abbassano le tasse per tutti, ma il nostro nemico è l'evasore, ci sarà il carcere per l'evasore. Quella parte lì al momento non l'abbiamo vista, però sicuramente è questione di tempo. Ma allora, volevo giustamente riprendere la questione delle clausole IVA, perché concordo con quello che ha detto il dottor De Bortoli, cioè perché è importante sterilizzare le clausole IVA? Perché? Perché l'IVA colpisce il povero e il ricco nella stessa misura. Quindi un incremento dell'IVA va a colpire più i poveri. Quindi bisogna sterilizzarle. Come sterilizzarle? Allora, la ricetta per sterilizzarla ha a che fare con un ventaglio di provvedimenti, che sono la riduzione della spesa corrente, e quello se ne sta occupando giustamente e molto bene il vice ministro Garavaglia. Poi il fatto che in questo primo trimestre del 2019 il gettito IVA è cresciuto del 5%. Se si replica nei 3 trimestri, una parte importante e significativa delle clausole di salvaguardia si sterilizzano automaticamente. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi.
Sì, D43.